Benvenuti, oggi è sabato 16 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:40 e tramonta alle 16:49. La luna si leva alle 17 e cala alle 7:20. Oggi si celebra Santa Geltrude. Il nome Geltrude ha origini germaniche e significa amica della lancia. Il 16 novembre è la giornata mondiale della tolleranza, dichiarata dall'UNESCO nel 1995 per ricordare i principi e gli ideali che hanno ispirato la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, indissolubilmente legata a tematiche come accoglienza, ascolto e rispetto. Sottolinea l'importanza di contrastare da parte dello Stato ogni forma di intolleranza nella tutela dei diritti umani, promuovendo la non violenza in memoria del grande statista e politico indiano Gandhi. Festeggia 54 anni l'attrice catanese Donatella Finocchiaro. Esordisce in teatro prima di arrivare al cinema, dove ricopre anche il ruolo di regista. Nel 2011 presenta a Venezia il suo primo lavoro dietro la macchina da presa, il documentario Andata e ritorno. Festeggia oggi 60 anni l'attrice Valeria Bruni Tedeschi, sorella di Carla Bruni. Nel corso della sua carriera ottiene 4 David di Donatello e un premio César. Nel 2021 ha interpretato una serie di piccoli cortometraggi intitolati H24 con lo scopo di sensibilizzare e denunciare le molteplici forme di abusi sulle donne. E infine auguri alla scozzese Caroline Smith per i suoi 64 anni. Si specializza in danza latinoamericana e partecipa a competizioni a livello internazionale. Dal 2007 fa parte della giuria di Ballando con le Stelle. 44 paesi decisero di collaborare allo scopo di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo e sostenere le nazioni devastate dalla guerra. Con questa mission il 16 novembre del 1945 nacque a Londra l'UNESCO. Oggi conta 195 paesi membri che negli anni 50 si posero anche l'obiettivo di preservare beni preziosi per l'umanità. Degli oltre 1000 beni inclusi nell'elenco, l'Italia ne vanta il maggior numero. Ma l'aumento della temperatura sulla Terra dipende esclusivamente dalla presenza dell'uomo? Negli ultimi 100 anni la temperatura superficiale globale del pianeta è aumentata di circa 1 grado e ciò è dovuto alle enormi quantità di gas nocivi immessi nell'atmosfera a causa delle attività umane, tra cui l'uso di combustibili fossili. Tuttavia, se ci riferiamo a intervalli di tempo molto più ampi, come le ere geologiche, troveremo che verso la fine del Mesozoico la Terra era così calda che ai poli non vi era ghiaccio d'estate e il livello del mare era di 170 metri più alto di oggi. Buongiorno ai 12. Inizia oggi un weekend decisamente imprevedibile con la Luna congiunta a Urano e opposta al Sole. Cosa accadrà nello zodiaco? Vediamolo insieme. Ariete. Oggi i programmi sono assolutamente quelli relativi ad una fuga, anche se non sempre la stabilità delle cose o la tabella di marcia che avete pensato potrà essere garantita, proprio perché gli imprevisti saranno dietro l'angolo, quindi prendete un po' quello che viene e vivete alla giornata, anche effettivamente sarà così. Toro, siete i protagonisti di una luna ancor piena, sicuramente con un istinto creativo molto plutonico che ha aggiustato molte cose, ma l'opposizione della luna e il Sole che coinvolgono anche Urano nei vostri gradi oggi vi rendono particolarmente nervosi e forse pronti a rinunciare a qualcosa. Gemelli, la Luna oggi è molto particolare.
e sicuramente vi darà delle folgorazioni per quello che riguarda un intuito che vi permetterà di rimettere insieme i pezzi di un puzzle e di avere un quadro della situazione in una maniera assolutamente intuitiva e geniale. Del resto siete il segno dell'intelligenza. Cancro, una giornata oggi molto particolare, la vostra luna si congiunge a Urano, il pianeta dell'imprevisto, dell'imprevedibile, e si pone al Sole, quindi oggi c'è uno scarico di energia notevole. In serata però la situazione migliora molto, anche se emotivamente sembrate un po' fissati con qualcosa che vi ha particolarmente turbato. Leone, la giornata di oggi è una giornata che prevede una mattinata un po' caotica e con qualche imprevisto probabilmente da gestire, ma sicuramente in serata sarà una manifestazione amicale molto bella e interessante, godrete di amici e di cose da fare che non facevate da tempo, quindi gioitene. Vergine, la giornata di oggi è una giornata che prevede delle notizie inaspettate, forse dei cambi di programmi su come volevate impostare o passare il weekend. In serata la luna si pone in regime di quadratura e vi dà qualche leggero nervosismo, quindi non è il caso proprio di dire tutto ciò che pensate. Bilancia, la giornata oggi è piena di imprevisti sicuramente, ma la luna si sposterà in gemelli in serata e vi renderà particolarmente sociali e socievoli, magari pronti a fare quella telefonata che avete a lungo rimandato. Scorpione, una giornata oggi che si apre ancora con una luna molto caotica, imprevedibile, che si oppone al vostro sole assieme ad Urano. Oggi è una giornata in cui bisogna stare assolutamente molto attenti a non commettere passi falsi e a muoversi bene. E in tutto ciò arriverà qualche telefonata inaspettata. Sagittario, il caos zodiacale sembra essere imperante. La luna in serata vi darà qualche dubbio, qualche fastidio, proprio perché penserete nostalgicamente a qualcosa del passato. Quando la luna è in opposizione, in genere si proiettano delle aspettative rispetto a un passato che vorrebbe diventare di nuovo un presente. Capricorno, giornata oggi che gode ancora di un trigono lunare, ma di una messa in discussione di tutta una serie di cose importanti con le opposizioni che si formeranno nel cielo. Seppure non amate molto gli imprevisti, oggi sarete molto fortunati proprio perché comunque Venere vi aiuterà a gestire le cose con un pizzico di fortuna in più e anche di dolcezza in più. Acquario, giornata oggi che prevede proprio il vostro Urano molto stimolato e quindi oggi con la ripresa peraltro di Saturno si avvicineranno una serie di novità che vi daranno delle prospettive nuove. Oggi deciderete se partire per un viaggio o accettare un impegno importante o no. Pesci, giornata molto interessante oggi con una luna decisamente caotica in mattinata che probabilmente vi mette in una situazione di aspettativa. La quadratura poi in gemelli vi farà sentire magari un po' stanchi per ottemperare proprio a tutti gli impegni che avete in mente. Sorprendentemente però avrete l'appoggio del partner. Esce nelle sale Harry Potter e la pietra filosofale, il primo adattamento cinematografico della saga firmata da J.K. Rowling. Il film è stato distribuito nelle sale del Regno Unito e degli Stati Uniti il 16 novembre 2001, ricevendo critiche positive e incassando quasi $1 miliardo al botteghino mondiale. Il film è stato inoltre candidato a diversi premi Oscar. Quando si perde un'opportunità, una grande occasione che difficilmente si ripresenterà, in inglese si utilizza l'espressione miss the boat, traducibile con perdere la nave. In Italia preferiamo un altro tipo di trasporto, infatti si dice spesso ho perso un treno. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
Il matto di oggi è il criminale Henri Charrier. Nel 1930 venne accusato di aver ucciso un uomo e fu condannato ai lavori forzati nelle carceri della Guyana francese. Vi rimase 12 anni e dopo vari tentativi riuscì ad evadere. Poté scrivere un libro che gli fece ottenere la grazia da parte del presidente francese. Ci salutiamo con la frase del giorno. Accadono cose che sono come domande, passa un minuto oppure anni e poi la vita risponde. Per cui non preoccupiamoci troppo di trovare subito le risposte alle nostre domande, però una cosa è certa e posso dirvela, vi aspetto qui anche domani per iniziare insieme una nuova giornata. Buon sabato dalla vostra Martina.